Un racconto agghiacciante da una parte, una strenua difesa dall'altra, sono i contorni di una torbida vicenda che oggi a Venezia ha visto un passo avanti importante perché il GUP del Tribunale Lagunare ha rinviato a giudizio un uomo di 70 anni con l'accusa più terribile, violenza sessuale ai danni della nipote. Nipote che adesso ha 11 anni ma che all'epoca dei fatti sarebbe stata ancora più piccola. La storia infatti sarebbe maturata quando la bimba veniva affidata dai genitori ai nonni perché impegnati nel lavoro, ma solo a distanza di tempo ha raccontato a mamma e papà che il nonno in più occasioni e in modo insistente l'avrebbe toccata nelle parti intime. Presunte violenze subite per mesi e mesi. A quel punto inorriditi i genitori hanno fatto scattare la denuncia in procura e la delicatissima indagine, anche perché l'anziano si è sempre detto estraneo ai fatti, raccontando che quando la bimba gli veniva consegnata era in compagnia anche della nonna. I legali dell'uomo hanno già annunciato che in ambito processuale chiederanno una serie di nuove perizie, oltre a quelle del pubblico ministero, perché sostengono ci sono troppe zone d'ombra in questa storia. La prima udienza del processo è fissata per il 16 novembre.